Grazie Presidente. La presente proposta di legge si propone introdurre nella nostra Regione una misura attiva di sostegno al reddito, ovvero una serie di interventi integrati volti a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale. Con la presente proposta legislativa si intende altresì favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La situazione delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia è particolarmente difficile e sta peggiorando proprio in questi anni segnati dalla crisi economica. Nel 2013 l'incidenza della povertà relativa riferita alle famiglie nella nostra regione è aumentata dal 5,4% al 6,1%, dati Istat del luglio 2013, attestandosi a tale livello anche nell'anno 2014. Preoccupante è anche il numero dei disoccupati, che nel 2014 è salito a 43.000 cittadini, in considerevole aumento rispetto ai 30.000 del 2010, ma anche rispetto ai 36.000 del 2012 e 41.000 del 2013. La situazione, nonostante qualche annuncio trionfalistico, sta anche peggiorando, calcolando che sono 47.000 le persone disoccupate al termine del primo trimestre del 2015. Il dato di fatto è che dall'inizio della crisi in questa regione il tasso di disoccupazione è salito dal 3,4% del 2008 all'8% del 2014. Il dato al primo trimestre 2015 è dell'8,8%. A dir poco allarmante il dato sull'occupazione giovanile, se rapportata agli anni precedenti. Gli occupati tra i 15 e i 24 anni nella nostra regione sono 13.000, mentre erano 19.000 nel 2012 e 29.600 nel 2008. La presente proposta persegue uno degli obiettivi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, pubblicata il 18 gennaio 2000 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione. E all'articolo 34 la Carta riconosce rispetto al diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali. Sembra importante sottolineare che tra i 27 Paesi dell'Unione Europea la mancanza di un reddito di base è una circostanza riscontrabile soltanto in Italia e in Grecia. Per l'attuazione della strategia 2020, la Commissione europea ha lanciato le cosiddette iniziative Faro. Una di queste è la crescita inclusiva, con cui si istituisce la piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, i cui obiettivi sono sostenere economicamente le persone, aiutandole a integrarsi nella comunità in cui vivono, ottenere una formazione, trovare un lavoro e avere accesso alle prestazioni sociali. Il presente testo legislativo, come sopra ricordato, ha la doppia finalità di inclusione sociale, ma anche di rendere effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Abbiamo spinto molto in Commissione affinché la proposta di legge numero 97, assunta dal Comitato Ristretto della Terza Commissione, a testo base, potesse accogliere le proposte avanzate in tal senso dal Movimento 5 Stelle presenti nella proposta di legge numero 47, depositata nell'aprile del 2014. La nostra proposta di legge è stata scritta con metodi di democrazia diretta, aperta a tutti i cittadini e fortemente sostenuta anche dalla volontà popolare. Grazie al proficuo lavoro della Commissione, oggi possiamo considerare la norma che verrà discussa in quest'Aula a tutti gli effetti anche un'azione di workfare e non solo di inclusione sociale. Difatti la stessa si differenzia da una misura assistenziale perché chi farà domanda dovrà anche rendersi disponibile a espletare attività utili per la comunità. Essendo la nostra proposta molto legata al mondo del lavoro, si prevedeva un ruolo importante dei centri per l'impiego. Secondo il rapporto 2013 del Servizio Osservatorio del Mercato del Lavoro, circa 65.000 cittadini della nostra regione sono stati accolti presso gli sportelli dei centri durante il 2012, con un aumento pari al quasi il 9% rispetto al 2011. Mentre sono state 46.500 le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro sottoscritte e ben 34.000 i piani di azione individuali redatti. Essendo rivolta a una platea potenzialmente più ampia rispetto a quella prevista nella proposta di legge 47, con la proposta di legge numero 97
presentata dalla maggioranza, si potrà sostenere il reddito anche di persone che necessitano di un'inclusione sociale più che di un reinserimento nel mondo del lavoro. Ma anche per queste persone è prevista la sottoscrizione di un patto, cosiddetto di inclusione, con gli assistenti sociali che ne accoglieranno la domanda. I patti di inclusione sottoscritti per poter accedere alla misura di inclusione attiva prevedono l'impegno reciproco tra cittadino e la Regione, che a mero titolo esemplificativo potrà promuovere corsi di formazione, tirocini, work experience, ma anche interventi specifici previsti dalla normativa vigente a livello nazionale o regionale. Con l'impegno assunto, i cittadini che usufruiranno di questo beneficio dovranno temperare a quanto previsto nei loro patti di inclusione, ma come ricordato in precedenza anche espletare lavori utili alla società, pena la decadenza dal beneficio. Con questa proposta di legge, dunque, viene ridefinito un settore del nostro welfare, permettendo di includere chi oggi non ha la possibilità di emergere, perché è legato a una situazione di necessità. Trattasi di un intervento volto a rendere effettivi i primi 4 articoli della nostra Carta Costituzionale, dove si definiscono i diritti, ma anche i doveri della persona, come base fondamentale della nostra società. Quando abbiamo depositato la nostra proposta di legge, abbiamo sempre manifestato la nostra intenzione di voler aprire un dibattito su questo tema, rimanendo aperti alle modifiche e alle proposte delle altre parti politiche, consapevoli di aver previsto l'utilizzo di strumenti già esistenti nella struttura regionale. Così facendo abbiamo dato modo ad altri gruppi consigliari di presentare bene 2 proposte di legge e di affrontare il lavoro in Commissione in maniera seria ed equilibrata, ricordando sempre che là fuori ci sono cittadini che si trovano in difficoltà economiche, non sempre per colpa loro. Rimaniamo altresì convinti che l'erogazione di queste importanti risorse potrà garantire un beneficio anche alle nostre imprese, soprattutto quelle commerciali, che in questi anni hanno visto molte aziende del settore chiudere i battenti per la contrazione dei consumi e della domanda interna, dovuti proprio alle difficoltà reddituali delle famiglie. Un'iniezione di fiducia per un settore gravemente colpito da vicende tutt'altro che piacevoli nel corso dell'ultimo anno. Infine, è bene ricordare che la natura della norma che andiamo ad approvare è di tipo sperimentale. Molti aggiustamenti potranno essere effettuati in sede di regolamento, potendo così stabilire se aumentare o restringere la platea dei beneficiari, ritoccando le soglie dell'indicatore della situazione economica equivalente previste per l'accesso, gli obblighi dei beneficiari, l'importo massimo erogabile e i controlli previsti. Come promesso ai nostri cittadini in campagna elettorale, nessuno deve rimanere indietro. Grazie. Bene, grazie.